Ambasciatore in Corea del Sud, Nicolò Pavanello, e naturalmente viene celebrato dai sindaci di Rosolina, perché Nicolò abita a Rosolina, e di Loreo perché, e fa vedere giustamente il sindaco, fa parte degli scout di Loreo. Allora, sindaci, un ragazzo giovanissimo che vi rappresenterà. Che responsabilità gli date a sto ragazzo qua? Ma noi non è che vogliamo dare responsabilità, vogliamo dare assolutamente un approccio positivo per quello che è il nostro portatore sano della nostra cultura nel mondo, perché senz'altro, come abbiamo detto, un giovane così è un'occasione così importante dove incontrerà 50.000 altri colleghi di tutto il mondo. Senz'altro noi siamo orgogliosi e anche abbiamo quell'aspettativa positiva che lui sarà il nostro ambasciatore nel mondo e in quell'occasione. È una SRL tra Rosolina e Loreo al 50%, perché Loreo mette il nome e noi mettiamo l'amministratore unico, e mettiamo anche un grande amministratore unico di peso, perché Nicolò lo conosco e lo conosco una famiglia, e sicuramente lui sta facendo un'esperienza che è incredibile, un'esperienza che se la porterà a vita, e perciò gli auguriamo di trarre il meglio di questa avventura. Nello spirito ovviamente del scautismo, e ovviamente lui sarà il nostro ambasciatore per quanto riguarda non solo Rosolina Mare, ma tutto il delta del Po. Ecco, Nicolò prima di questo incontro era tranquillo, poi gli avete caricato una responsabilità enorme. Allora Nicolò, tu sei scelto, tra l'altro la diocesi di Chioggia manda 3 ragazzi in Corea. Spiegaci al volo cosa farete in Corea, come si chiama questa tua esperienza, e come dice il sindaco di Rosolina sarà un'esperienza che ti porterai tutta la vita. Tra 30 anni dirai: ma io sono stato in Corea. Cos'è questa manifestazione? Si chiama World Scout Jamboree, e questo è il 25esimo se non sbaglio, e si fa ogni 4 anni. In pratica è l'unione di tutti gli scout del mondo. Quest'anno si fa in Corea del Sud, a Saemongum, una città vicina alla costa, e non ci hanno detto tantissimo cosa faremo, sarà più una sorpresa in generale. Hai imparato qualche parola coreana? Ce le hanno fatte pronunciare un attimo. Prova, io me ne una. Non ricordo proprio niente. Non è facile. Io e il sindaco di Rosolina invece annunciamo in esclusiva oggi che fra 4 anni si farà nel Delta del Po, questo appuntamento mondiale. Auspichiamo, il sindaco di Loreo è ottimista, candidiamo il Delta del Po, vediamo, non si sa mai che riusciamo a ospitare tutto il mondo scoutistico qui da noi. L'aeroporto ce l'abbiamo a Venezia. Questa è una buona idea, e noi appoggeremo come stampa, e naturalmente Nicolò ci farà poi da cicerone cosa succederà. Senz'altro. Con i capi scout che naturalmente accompagneranno, non fisicamente ma spiritualmente da una parte, ma soprattutto anche logisticamente dall'altra, Nicolò. La scelta di Nicolò perché? Perché Nicolò ci rappresenta come gruppo e anche come territorio, e perché è stato fortunato anche a ricadere nell'anno giusto per essere il nostro ambasciatore in Corea. Ecco, dicevi che le caratteristiche devono essere sotto i 16 anni oppure nei 16 anni compiuti? Dai 15 ai 16 anni, poi bisogna anche avere un certo tipo di indole, essere autonomo, perché sarà da solo in Corea, del nostro gruppo ovviamente, non sarà con i genitori, non sarà con noi capi, sarà con altri capi, con altri ragazzi, ma lui sarà Nicolò da solo, quindi deve essere anche in grado di sapere gestire questa pressione che comunque avrà per essere là dall'altra parte del mondo da solo, ma un'esperienza, noi speriamo, bellissima, insomma. Noi immaginiamo sarà un'esperienza unica che, abbiamo detto prima, si ricorderà Nicolò vita natural durante. Naturalmente chiediamo all'altra capo scout, in quanti sono i ragazzi che partiranno e quanti saranno dalla diocesi di Chioggia? Allora, in tutta Italia partiranno circa 1200 persone tra ragazzi e capi, e dalla diocesi di Chioggia partiranno 3 ragazzi, Nicolò, un altro ragazzo da Porto Tolle e una ragazza da Chioggia. Ecco, e invece in Corea quanti saranno? Circa 50.000. Anche voi auspicate, come l'hanno auspicato i 2 sindaci Loreo e Rosolina, che nei prossimi 4 anni verrà fatta nel Delta? Che potrebbe essere, perché poi qua nulla è impossibile. Allora, nulla è impossibile, ma sicuramente è una macchina organizzativa non da poco, 50.000 persone accampate con tutti i servizi, non è una cosa da poco. Ce lo possiamo augurare, ma se dobbiamo essere realisti è molto molto difficile, però perché no? Sognare non costa nulla.